La notizia, apriamo ancora una volta occupandoci di Valsugana. Dopo l'annuncio in qualche modo sciocca di ieri, la reazione dei sindaci. Domani convocati tutti a Venezia da Chisso, perché, dice l'assessore, voglio sentire il vostro parere. Ma i sindaci alzano le barricate. Quelli della Val Brenta, 6 su 8, dicono no, stiamo a casa nostra. Servizio. Alcuni di noi credono di non essere stati rispettati e quindi non andremo a Venezia. I sindaci non ci stanno. Alla convocazione di domani per far conoscere a Chisso la loro idea sulla Valsugana rispondono picche. La linea Ferrazzoli, che è anche presidente della comunità montana, trova d'accordo e quindi non andranno a Venezia. Il sindaco di Solagna Nervo: non ci facciano perdere tempo. Illesi di Campolongo: manca il rispetto. Mocellin di Pove, solidale con i colleghi. Ma c'è anche chi dice sì. Andranno a Venezia il comune di San Nazario con il vice sindaco Fausto Mocellin e quello di Valstagna. I due primi cittadini, Moro e Cecon, spiegano: serve ribadire a Chisso le nostre posizioni, anche se è vero, aggiungono, che la regione non è stata rispettosa nei confronti di 21 sindaci che hanno scritto più di una lettera. Non esserci però potrebbe essere un errore grave. Di diverso avviso il fronte del no. Noi siamo già andati prima tante volte, il problema è che è risultato del tutto inutile. Io anche nelle conferenze dei sindaci ho sempre detto che bisognava dare un segnale forte. Io credo che questo lo sia, e poi i tempi per eventuali modifiche li vedremo. Insomma, non credo che sia corretto nei confronti di altre istituzioni come quelle comunali fare un invito un'ora dopo la giunta regionale di approvazione, dove quando, diciamo, il giorno prima una conferenza dei sindaci del Bassanese chiede di essere convocati insieme prima dell'approvazione. E il tema Valsugana, con quello che è successo ieri e le reazioni di oggi, al centro della puntata di questa sera alle 21:10 su TVA e su Sky 832 ed è sul ponte di Bassano. Ospiti in studio il presidente della comunità montana Ferrazzoli, l'assessore provinciale Morena Martini, il nostro Gianni Celi, il collega Johnny Lazzarotta. Appuntamento alle 21:10 su TVA e Sky 832. Dalla Valsugana alla Pedemontana, perché la Commissione europea contatterà le autorità italiane per ottenere maggiori informazioni sul presunto rifiuto delle autorità competenti di fornire documenti sulla Pedemontana veneta. E questo quanto ha reso noto il deputato europarlamentare dell'Italia dei Valori Andrea Zanoni in merito alla risposta ottenuta dal commissario dell'Unione Europea all'Ambiente Janez Potocnic in merito a una interrogazione presentata dallo stesso Zanoni.